Così. E ne parliamo oggi del dialetto o della lingua, come vogliamo chiamarla, la lingua veneta, con due graditissimi ospiti, a cominciare da Alessandro Mocellin, che è vicepresidente dell'Accademia della Buona Creanza e direttore dell'Accademia della Lingua Veneta. Ben trovato. Buonasera a tutti i telespettatori. E buonasera anche a Giordano Melchiorri, presidente della Vecchia Padova. Buonasera. Grazie mille Giordano per essere qui. Poi andiamo a vederci, chiedo alla regia di preparare il servizio che abbiamo realizzato proprio l'altro giorno sulla lingua veneta. Le chiedo, Alessandro Mocellin, se è davvero una lingua che sta perdendo le sue caratteristiche. Se è vero o no? Sì, potremmo dire che se è vero se non fermo niente. Qualche anno fa c'è stato un convegno in cui si è parlato insomma anche del Veneto e il primo linguista dell'UNESCO, che poi è stato ospite anche da noi al primo convegno internazionale sulla lingua veneta che abbiamo tenuto a Campo San Piero la settimana scorsa, diceva che se i veneti non fanno niente, era il 2011, se i veneti non fanno niente la lingua veneta sparirà entro il 2100. E è rimasto e ci ha confermato di essere rimasto molto positivamente impressionato da ciò che si è riuscito a fare in così pochi anni anche con l'Accademia ed è molto fiducioso perché gli abbiamo riportato che proprio anche recentemente siamo riusciti a riportare la lingua veneta anche nelle scuole con dei laboratori con i ragazzi e gli studenti delle superiori, e la cosa molto interessante è che c'è un'atmosfera quasi elettrica, c'è un bisogno da parte veramente degli studenti, e lo posso dire non perché è bello dirlo, ma perché è proprio vero, e lo posso confermare, abbiamo testato proprio con mano, c'è un grande desiderio di recupero di questa lingua, una lingua che, diciamo, quelli che oggi sono alle superiori sono ragazzi che hanno quindi 14, 15, 16 anni. Ai 18. Esatto, quindi sono nati intorno all'anno 2000, i famosi millennials possiamo dire, no? E la cosa interessante è che a loro i genitori hanno tendenzialmente negato la lingua dei padri, ma che non è solo la lingua dei padri e dei nonni, è la lingua dei dogi, ricordiamocelo, non solo dei dogi ma la lingua anche di Canova, che non era veneziano, certo, di Jacopo Bassano, di Tintoretto, di Tiziano, voglio dire, no? Una lingua prestigiosa. Una lingua prestigiosa anche, quindi questa lingua prestigiosa che è stata per motivi, diciamo, poco comprensibili, possiamo dire dal punto di vista scientifico, è stata negata a questi giovani, ecco, questi giovani dicono, beh, adesso mi imparo. Allora, prima di dare la parola a Giordano, volevo dirvi che potete intervenire, lo vedete il nostro numero di telefono, ci date una mano perché sarà un lavoro che faremo assieme stasera, magari qualcuno si ricorda un detto che è andato perduto e ci vuole dare un suggerimento su appunto qualche parola che adesso purtroppo non usiamo più. Giordano, lei che parole usa, ad esempio? Lei si esprime spesso in lingua veneta, in veneto? Come diceva Alessandro, i nostri genitori ci hanno un po' costretto a usare l'italiano e quindi quando scappava qualche parola in dialetto mi diceva sempre: ti ho detto che te ne a parlare italiano. E mi diceva in dialetto, però questa è una cosa simpatica, diciamo. Diciamo che il dialetto praticamente è l'unica lingua, se possiamo chiamarla, che ha avuto una moneta e ha avuto una dirigenza politica, perché all'epoca della Serenissima era una lingua molto diffusa. I detti... Una curiosità, so che si è preparato un foglio con alcuni detti proprio padovani. Esatto. Se ne può leggere uno, ad esempio? Certo, per esempio, per Nadai, freddo non fa, braghe di sta. Dopo Nadai, e freddo se passa, braghe di sta. Cioè, praticamente vuol dire che a Natale, quando fa freddo, non si veste leggero, si veste pesanti. Quando è passato Natale non è più freddo, si può vestirsi leggeri. È bellissimo, è bellissimo. Sono le tautologie venete. Tautologie, ma sono detti fantastici che poi racchiudono in sé delle verità pazzesche che magari sono andate un po' perdute. Beh, se avete visto, insomma, sabato scorso eravamo a Campo San Piero a questo bellissimo convegno. La telefonata, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, è Bruno a Padova che parla. Bruno, buonasera, ci racconti un po' di detti... Niente, allora, ho 60 e passa anni, anzi 67 anni, dunque sono già vecchietto, diciamo. Però volevo dire che adesso quella gente che è là dovrebbe parlare dialetto.
Garazon. Anche per fare da capire che dialetto veneziano e padovano non mi pare che sia tanto difficile Non le pare che sia difficile, signor da Bruno? capire, pertanto No, ma né da parlare né da capire. qual è il detto che utilizza di più in Veneto, Bruno? Beh, ascolta, mi parlo specificamente dialetto, pertanto ne viene fuori tante parole, ne viene fuori tantissime parole, Per esempio, dai, le faccio come per dire... esempio andare in bicicletta, come per esempio, non so, andiamo a pescare, andiamo a mangiare, andiamo a fare, cioè, scogliamo per terra, cioè, tantissime cose che però... La ringrazio, Bruno. La ringrazio, grazie, buona serata. E, insomma, continuate a seguirci e anche intervenire in diretta ricordandoci un po' dei detti, magari se c'è qualcuno che si ricorda qualcosa di particolare, davvero è bello anche che intervenga. Alessandro, quali sono le frasi e le parole, al di là di quelle che abbiamo sentito proprio da lei nel servizio, che si stanno perdendo? C'è qualcosa che, per esempio, Piron l'ha spiegato, ma non lo so, mi sono segnato anche qualche parola in più, per esempio assale, che la pronuncio male, che sarebbe l'acciaio, la bisata, che è l'anguilla, bonorivo, che l'abbiamo sentito da ragazzo, che è mattiniero. Esatto. Ci sono una serie di termini, anche al convegno del professor Ferguson dell'Università di St. Andrews in Scozia ha parlato proprio del veneziano, riportava proprio il fatto che anche la riduzione demografica che c'è in questo momento a Venezia negli ultimi 60-70 anni comporta purtroppo anche la perdita di alcune delle corde, non solo lessicali ma anche proprio sintattiche, grammaticali, possiamo dire, del Veneto. Riportava per esempio la parola puina, dove tutti quanti adesso, parlando quello che è il vero dialetto veneto dell'italiano, cioè la versione venetizzata dell'italiano, dicono ricotta. Quindi se uno dice mi ago magnà a puina, sta parlando la lingua veneta. Se uno dice mi go magnà la ricotta, sta parlando un dialetto veneto, cioè letteralmente, scientificamente quello che sarebbe il dialetto veneto, cioè la varietà venetizzata locale, l'italiano regionale veneto. Ecco, questo sarebbe, se vogliamo utilizzare correttamente il termine dialetto, sarebbe questo. Ma la lingua veneta è anche utilizzare i suoi termini. Goto, per esempio, il goto, per bevere il vino, l'acqua, qualunque tipo di bevanda. Ecco, goto esiste anche in catalano, il got, quindi se mi so a Barcellona, quindi contentiamo che il signor Bruno parliamo in veneto, se mi un tocchetto al manco, se mi so a Barcellona, mi alzo in piedi da toia dentro un bar e dico un goto de vin, io mi porto un goto de vin. Se mi provo a farlo a Roma o a Napoli, mi guarda e mi dice se qua i visigoti, gli ostrogoti o robe del genere, no? Ecco. Prima di andare a sentire Giordano, l'altra telefonata da casa, buonasera, con chi parliamo? Pronto? Sono Olga, chiamo da Treviso. Buonasera Olga, ci dica. Niente, innanzitutto premetto che io sono bergamasca e sono 40 anni che sono in Veneto. Beh, ma Bergamo è stato l'ultimo baluardo E della volevo Serenissima dirle- tempo fa, eh? Mi rimbomba la voce. Volevo dirle che quando i miei genitori venivano qui in Veneto erano incantati dal parlare veneto. Niente, volevo dire solo questo. Va bene. Forse perché noi bergamaschi siamo un po' duri. Ma il vostro dialetto, io sono innamorata anche se non lo so parlare. Senta, lei è di Però- Bergamo de Hura o de Hota? Visto È che si parla- splendido. È di Bergamo de Hura o de Hota lei? Sono in mezzo. In mezzo, va Né bene. de Hura né de Hota. Bergamo è una città bellissima, tra l'altro c'è un bellissimo museo che racconta, grazie signora Olga, Sì, Museo Carrara. esatto, che racconta della storia veneta legata proprio a Bergamo. Quindi una curiosità, se siete da quelle parti, che ne so, per l'aeroporto, andate a visitare questo Andrò a museo, visitarlo. che è veramente interessante per la storia, per capire la Certo. storia. C'erano tutti i commerci che partivano dal mar Adriatico, attraversavano il Piave lungo la via fluviale, poi via terra arrivavano appunto fino a Bergamo, fino alla città alta. E la Serenissima costruì anche la cattedrale che adesso noi vediamo a Bergamo. Mi Prima manca, c'era Bergamo, me la segno, mi manca. Va bene. Giordano. Dobbiamo anche sapere una cosa del Veneto che si diceva. Devo parlare di dialetto a proposito. Sì, come vuole. Oggi stasera Lingua, Giordano. Parliamo in dialetto. È la lingua veneta. È la lingua veneta e si parla anche in altre parti del mondo. Ricordiamo che in Argentina, in Brasile,
ci sono delle regioni che se andate a e parlate come parlate a Padova, a Venezia, a Treviso, vi capiscono normalmente. Addirittura in Brasile l'Italia è insegnato nelle scuole, che non è altro che un veneto italiano, esatto. Sì. Una frase, un detto che ricordo con simpatia è questo: sei come l'occo de Beppi che attraversa il canale per andare a casa a bere. Quindi? Sei come l'occo, l'oca del contadino Beppi. In taluni casi si diceva anche le maccia, che era un altro contadino tipico della zona, che attraversava il canale a nuoto e andava a casa a bere sul piatto con l'acqua. Che aveva l'acqua là. Ecco, una parola che è bello ricordare, che è la parola più diffusa al mondo. La parola più diffusa al mondo è il ciao. Facciamo intervenire Alessandro Moscellin su questo. La parola più famosa al mondo è una parola veneta. Che da cosa deriva ciao poi, tra l'altro? Magari a casa non lo sanno. Ciao deriva dal termine veneto sciavo, non nel senso di schiavitù chiaramente, ma nel senso di riverenza, cioè so sciavo. È un termine che utilizzavano anche i nobili tra di loro, quindi non è una cosa di sottomissione, è proprio una cosa di riverenza. Esiste anche in tedesco una cosa simile. Sì, servus in tedesco, ciao, quindi sciavo, poi la V sparisce e quindi diventa ciao, come per esempio Padova, i padovani dicono anche Padova, sì. No? Quindi sparisce la V, poi sparisce anche la S perché il Veneto è una lingua che fa economia, meglio una lettera in manco che una in P, quindi America diventa America, no? Ecco. E quindi questa parola è diventata internazionale anche perché è molto semplice, molto vocalica, molto composta e quindi la utilizzano veramente in tantissimi posti del mondo. Io ho sentito tedeschi, giapponesi, cinesi e sono un po' impressionato di come mai, forse per riverenza, non so, ma non lo so, forse perché sto ascoltando, no, invece suona bene, è carina, è divertente, ma ci sono tantissime altre parole. Ne parliamo tra pochissimo, sentiamo una telefonata perché ne abbiamo un'altra. Buonasera, con chi parliamo? Sì, pronto, buonasera. Mi chiamo Marisa che telefono da Mira. Buonasera Marisa. E allora mi volevo chiedere che due signori là, anche quando Parli pure e spenga il televisore perché sennò aspettiamo le candele greche. Quando che parlo per qualche volta su qualche radio libera a mente parlo in italiano, però quando che parlo a voce parlo sempre in dialetto padovano, perché sono padovana. Allora mia nonna ai miei anni, io ho 76 anni, sicché mia nonna di sera diceva cosa che mi da fare tose domani, cosa che mi da fare, che avevo da fare una bella issia. E ora preparai tutto per fare Aissia. Guarda che il burro sia bello netto, perché sennò dopo e cosa signora? E cosa serviva a fare Aissia? Ne domando a voi altri. Grazie e buongiorno, mi piace tanto la trasmissione. Chi vuole rispondere Alessandro? Cosa fare Aissia era fare il bucato, che si faceva con la cenere, solitamente cenere di legna dolce, messa sulla tinozza con un telo e messa perché il carbone aveva la proprietà di pulire i tessuti. E Aissia col mastero, 4 ore da lavare e il savon. Allora ci facciamo una cosa adesso, poi parliamo ancora delle parole famosissime nel mondo venete. Allora Alessandro Moscellin, quali sono le altre parole che sono venete, che sono famosissime nel mondo? Poi andiamo a sentire anche la telefonata. Beh, la prima parola che mi viene in mente è una parola che esiste in tantissime lingue, in inglese, in francese e anche in italiano, ed è la parola gazzetta. E il giornale, poi anche il gazzettino, la gazzetta ufficiale, la gazzetta dello sport, non so, gazette in inglese o in francese, viene proprio dalla gazzetta che era una moneta veneziana, un'osella, sostanzialmente un'osella, quindi un'osea. La gazzetta era semplicemente la moneta perché aveva un uccello sopra, una piccola gasa, una gazzetta, ed era il costo praticamente del giornale che veniva reso, di solito erano le notizie in realtà giuridiche, cioè sulla politica, su cosa era successo recentemente, quindi la parola gazzetta. E poi una cosa che in pochi sanno ma che è assolutamente certificata dal punto di vista scientifico universitario è che la chiocciolina delle mail, la @
si ritrova, è stata repertata in documenti del 1500, documenti veneziani, documenti di commercio del 1500, quindi ha un'origine veneta. Questo non lo dice l'Università di Venezia, che potrebbe essere tacciata, diciamo, di non essere terza rispetto al problema, ma proprio l'Università La Sapienza di Roma, se non ricordo male. Comunque, che cosa significa quella chiocciola? Quella chiocciola indica proprio la sua forma, è come vedere un'anfora da sopra, no? Quindi indicava un'unità di misura, e quindi sostanzialmente, non so, 5 anfore di pepe a 50 ducati all'una, mettiamo, questa et indicava inizialmente l'alfa distributiva, cioè a tot, e poi è diventata l'alfa, diciamo, locativa, cioè presso. E infine, in questo momento, quando usiamo una mail, diciamo, non so, ho la mia mail presso il provider di quel tipo. Però, che bello sapere queste cose. La telefonata, poi andiamo di nuovo da Giordano. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, io parlo da Padova. Il suo Sono nome? la Sandra. Sandra. Allora, io parlo italiano fuori e a casa parlo dialetto. E se c'è un proverbio che mi piace molto, che mi diceva mia nonna, era spissa mansanca, moneta franca, spissa mandrita, moneta sparita. E ha una base di verità, perché mi ricordo che una mattina avevo un prurito alla mano destra, mi è arrivata la bolletta che ho dovuto andare a pagare. Un'altra volta mi è venuto prurito nella mano sinistra, e devo dire la verità, e ho vinto una stupidata grazie vinci. Cioè, i proverbi di una volta, ho una mia zia che adesso è vecchia, che me ne diceva ogni roba che io facevo, lei aveva il proverbio. Ma dai, cioè, a me il Veneto piace, però le dico una cosa, non so, io per esempio, essendo nata in centro storico, c'era una differenza enorme tra, non so, Ponte di Godarzare. Mio marito per esempio dice Piron, io dicevo forchetta, e quando venivano i cugini alla campagna tante parole io non riuscivo a capirle. Grazie a voi. Grazie Sandra, grazie mille. Lei usava Piron, usa Piron o forchetta? Allora, con mio padre usavo forchetta, con mia nonna usavo Piron. Volevo dire una cosa di una parola veneta che è abbastanza curiosa, cioè un'ombra di vino. Sì, ombra. Ombra. Cioè, serve il bicchiere di vino, che non staria a dire. Ombra si dice in tutto il Veneto no, perché dalle parti di Verona no. Però ombra... Non lo so, ma noi la... Dammi una ombra di vino. Cioè, l'origine di quella parola, volevo dire. Cioè, perché chiamava il bicchiere di vino, chiamava ombra e non bicchiere di vino o altro? Perché nel Settecento, in piazza San Marco, c'erano i venditori di vino ambulanti, col carrettino, che andavi là e prendevi un bicchiere di vino. Però, con il sole, il vino si scaldava e non era buono. Sì. E allora, per mantenerlo fresco, col carrettino sulle ruote, correvano dietro all'ombra del campanile. Ah, hai capito. E da lì è nato il termine ombra. Bellissimo, davvero, la pubblicità. Ci rivediamo tra pochissimo con la lingua veneta. Fantastiche le cose che stiamo sentendo. Tra poco. Eccoci qua, di nuovo in studio. Perché il Veneto, stavamo parlando proprio in pausa pubblicitaria, nel cinema, a Cinecittà viene rappresentato sempre come lo sciocchino, lo stupidotto di turno? Ma, è vero o no questo poi? Credo che sia una cosa di cui molti si sono accorti. Dovremmo chiedere a loro, magari ci danno una risposta sensata, non lo so. La cosa che viene in mente a me è che spesso, anche rendendoci conto che molte volte anche al telegiornale, ai giornali nazionali, ma in generale, insomma, i cognomi veneti stessi vengono letti, scempiati come se fossero in francese o se fossero in inglese, quindi Padovan diventa Padovan, Trevisan diventa Trevisan e cose del genere. Evidentemente c'è quello che è certo è che c'è una non comprensione. Il fenomeno veneto non viene compreso, c'è una difficoltà a comprendere il fenomeno veneto, ma non perché sia incomprensibile. Dall'estero ci comprendono benissimo e capiscono benissimo, diciamo, che si tratta di una lingua, che ha una tradizione spaventosa. Guardate, quando ho parlato per la prima volta con il professore con cui poi abbiamo fatto insieme il primo manuale universitario in lingua veneta, che è un docente universitario dell'Università di Francoforte, quindi in Germania, il primo manuale universitario è stampato in Germania, è fatto in Veneto, è scritto in Veneto e confrontato con altre 6 lingue. La prima domanda che mi ha fatto è: ma
Alessandro, spiegami, il Veneto, quante ore viene insegnato a scuola? Ecco, tutti quanti noi possiamo rispondere una risposta a questo professore che ora sa che sono 0 purtroppo. Un'altra spiegazione, Giordano, per cui il Veneto è sempre un po' come lo sciocchino di turno? Padova è stata storicamente considerata inizialmente una provincia romana. I romani da Padova venivano a rifornirsi dei ortaggi per la Stiamo pianura. parlando anche di Padova, capitale della cultura, perché è la seconda università più vecchia d'Italia. Certo. Quindi... Io parlo dell'epoca romana, all'epoca di Giulio Cesare. Certo, diciamo. certo, no, ma comunque... I romani venivano a Padova a rifornirsi dei cavalli per le legioni, perché Padova era nota come allevamenti di cavalli. Padova forse vi è stata dimenticato, ma è più vecchia di Roma. Certo. Quindi risale addirittura agli Eneti. E non di pochi anni, di oltre 400 anni. Esatto. Quindi Padova fondata oltre 400 anni prima di Roma. Io mi chiedo come mai recentemente mi pare ci sia stato proprio il 3200° anniversario, perché secondo la leggenda, mi corregga Giordano se sbaglio, deve essere il 1185 avanti Cristo. Esatto. Quindi nel 2015 c'era il 3200° anniversario. Perché non si è festeggiato? Padovani dobbiamo arrabbiarci, no? Io non sono padovano, ma mi arrabbierei con voi. Ricordiamo una cosa della etimologia della parola Veneto. Sì. Cioè, il Veneto, da cosa deriva questa parola? Dagli Eneti, che erano il popolo, che erano gli Euganei. Parliamo già a livello preistorico. Ho capito. Quindi Veneto è dagli Eneti. Ok, che popolavano la zona appunto... La zona è qui. Che poi Padova ha fondato anche Venezia, ma potrebbe essere, no? Questa Certo, potrebbe essere una delle sicuramente. spiegazioni. E buonasera, con chi parliamo? La telefonata da casa. Buonasera, Giovanni da Padova. Giovanni. Volevo ricordare, se non erro, che il primo vocabolario che è stato tradotto tra la lingua veneta e il tedesco è stato stampato a Venezia nel 1600, se non erro. Non in italiano, non è stato italiano e tedesco la lingua. E un'altra cosa, sempre se non erro, quando c'è stata l'unità d'Italia, i nostri cari Aosta parlavano il francese, compreso Cavour. Allora dovevano decidere che lingua adottare. C'erano due, il toscano, che per me non è una lingua, e la lingua veneta. E hanno deciso per il toscano il volgare, perché Dante ha scritto in volgare. La cosa che a me non dà fastidio, siccome quando io andavo a scuola, se tu parlavi in dialetto, specie se avevi insegnanti da qualche regione più a sud del Veneto, ti punivano, però loro parlavano con la loro cadenza l'italiano e la cosa mi è sempre dato fastidio. La ringrazio, anche questa è una testimonianza. Una curiosità, il veronese, Alessandro, è completamente diverso dal veneziano, cioè ci sono delle parole in comune. Come si fa a considerare una lingua sola quella veneta? Proprio in breve, perché siamo quasi in chiusura. Beh, la cosa più semplice è consultare dei linguisti e dal punto di vista proprio linguistico anche chi insiste e persiste a parlare di dialetti, di dialettologia, l'areale veneto è definito come un areale unico e quindi la differenza che c'è, e certamente c'è sicuramente una minima differenza tra il veronese e il bellunese o tra il bellunese e il veneziano, tra il veneziano e il vicentino eccetera, è una differenza che è molto ma molto minore rispetto a quella che c'è tra il veronese di qua del Mincio e ciò che c'è al di là del Mincio, quindi c'è un confine linguistico molto preciso, tant'è che anche al convegno si diceva è una cosa quasi misteriosa come mai il 75% dei veneti, questo lo confermiamo anche nel manuale universitario, parli praticamente la stessa variante. Poi noi siamo nella civiltà dell'informazione, tante volte anche sensazionalistica, quindi ci piace dire da Vara so da Vicenza ma quando che vo Padova non ho capito niente e dopo 3 minuti prima abbiamo appena detto a Varda che vo a Barcellona ho capito tutto quanto e ora a Barcellona capisco tutto, a Padova no. Ecco, non è chiaramente così, è una... Il signor Giordano scalpita perché voleva raccontare l'etimologia della parola di Rubano. Esatto, cioè... Sempre in breve perché siamo veramente in chiusura. velocemente, la parola, se noi scriviamo la parola rubano, può essere letta anche come rubano. Mentre c'è un accento che solitamente all'estero non viene percepito. Rubano deriva
da un legionario romano, Sì? Rubianus, il quale ha avuto in donazione le terre in quel posto là e ha dato il nome alle terre. Quindi diciamo anche gli accenti nella lingua veneta sono determinanti nel significato delle parole. Vabbè, è vero che anche gli accenti sono Decisamente, determinanti. guardi, facciamo anche dei corsi di Veneto perché lo scopo dell'Accademia non è quello di recuperare singole parole, ma proprio di fare tutto ciò che i circoli letterari non fanno. Per chi Quindi si si fanno volesse corsi. iscrivere all'Accademia? Basta, è sufficiente frequentare uno di corsi di Veneto o mettersi in contatto con noi, ci trovate su Facebook, ci trovate, c'è un nostro sito internet, quindi ci trovate in ogni modo, potete contattare anche la redazione, qui magari ci mettono in contatto, ecco. E la cosa è, dicevo, che anche ieri sera spiegavo ad un corso a Breda di Piave, perché si fa in tutto il Veneto con lo stesso sistema, quindi il Veneto è veramente una lingua perché usiamo lo stesso test, la stessa dispensa, tutto quanto, e facevo l'esempio tra fondare, fondare e fondare. Sono tre accenti diversi, sono tre parole molto diverse, ma ce ne sono tantissime. Certo. Significati diversi. Ultima cosa importante ricordare in 2 secondi anche il Teatro Veneto con Goldoni e Ruzzante, giusto Giordano? Esatto, certo. Bisogna andare a teatro a vedere anche queste cose. Come li salutiamo? Vi faccio fare un saluto in lingua veneta ai nostri telespettatori, così li salutiamo così stasera. Vi saluto tutti quanti, vi ringrazio e speriamo di poter fare sempre di più dei serate, diciamo, dei interventi in Veneto, perché è una lingua importante e anche assolutamente prestigiosa. All'estero io che capio, speriamo di capirlo anche altri. Giordano? Mi invece dico ciao a tutti, tosi, se vedremo la prossima volta. Ciao è una parola veneta, la parola più famosa al mondo è veneta. Siamo in chiusura, grazie mille per averci seguiti, eravate in tanti anche con le telefonate, purtroppo non siamo riusciti a passarle tutte, ci sarà un'altra occasione, vero Alessandro Giordano? Volentieri, volentieri. Grazie mille Alessandro Mocellin, vicepresidente dell'Accademia della Buona Creanza e direttore dell'Accademia della Lingua Veneta, grazie per essere stato qui con noi, grazie anche al presidente della Vecchia Padova, Giordano Melchiorri, e una buona serata a tutti, non cambiate canale perché adesso tra poco c'è il telegiornale dopo la pubblicità, grazie ancora e buona serata a tutti.